Sì, questo era il messaggio che volevo comunicare, perché si parla di noi nei giornali, si fanno titoloni, però non si va mai a parlare con i giovani. Ci sono i giovani che si riuniscono in stazione, però non viene mai chiesto loro perché state là. Forse perché non ci sono spazi per loro, forse perché non vengono fatte attività per loro, ma solo le attività che vengono fatte, o comunque i provvedimenti che vengono fatti sono tutti in stile punitivo e non rieducativo. Il messaggio che volevo mandare io è che noi giovani ci siamo qua, siamo pronti a riempire la città e soprattutto perché Treviso è una città con grandi potenzialità, perché abbiamo tantissimi spazi che potrebbero essere utilizzati. Quindi il mio invito alle amministrazioni è creare anche un tavolo di dialogo con noi giovani, perché noi ci siamo e siamo pronti a riempire gli spazi e a rendere Treviso una città per giovani finalmente. Ma sei stata la prima premiata a Sì. questo Orizzonte Giovani, ti dà una certa responsabilità? Sì, ho sentito la responsabilità e per questo ho voluto anche direzionare il mio discorso in questo modo, perché era giusto parlare di alcuni temi. Sicuramente sopra non potevo esprimermi al mio meglio, però penso di aver mandato un messaggio e che il messaggio sia chiaro e che tutti noi giovani ci siamo, ma soprattutto non bisogna lasciare indietro nessuno, perché indipendentemente dal background che un giovane possa avere, se le istituzioni ci danno i mezzi, noi possiamo essere veramente degli strumenti e avere un potenziale anche all'interno della città.